Questa mattina, in alcune zone di Campo San Piero si è verificato un guasto che ha comportato l'interruzione della fornitura di energia elettrica, che è stata subito ripristinata nella maggior parte delle zone, ma è rimasta invece interrotta in via Puccini e, in particolare presso gli istituti superiori Newton Pertini. Tutti a casa, non c'è lezione. Questo si sono sentite dire questa mattina gli studenti dell'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero. Niente lezioni per 2000 ragazzi che sono tornati a casa. La causa è un problema tecnico alla centralina dell'Enel che ha sospeso l'elettricità in tutta la zona di via Puccini. Non essendoci corrente elettrica, la dirigente ha disposto quindi la chiusura dell'istituto e la sospensione delle lezioni per la giornata di sabato. L'Enel intanto ha predisposto l'installazione di un gruppo di continuità per rifornire di corrente elettrica la zona. Nel frattempo sta verificando la rete ordinaria per riparare il guasto. Nella stessa area anche la casa di riposo Moretti Bonora, dove però non sono stati evidenziati problemi. Per gli studenti ora il rientro a scuola, come da calendario regionale, è fissato per mercoledì 2 novembre. Ho, mandato a supporto la polizia locale, ringrazio della immediata disponibilità, con 2 pattuglie che hanno collaborato per informare all'esterno della scuola i ragazzi e per, monitorare il deflusso, ecco, degli studenti e dei genitori.